Ciao a tutti, saluta tu. Mattino te riprendo? No? Dopo sì, se vuoi. No. Ciao ciao. Ecco, adesso andiamo a fare una bella gita su a Mezzomonte. Adesso andremo su di qua. Sì, tranquillo. Vedi? Guarda qua. Pensiamo anche qua se stringe. L'altra volta io sono venuto giù da là con la bici, avevo ancora la Torpado, l'Andriscour, quello su a Cloud. Ci devo andare quando andrà via la neve. Questo punto è bruttino da fare in bici perché chiude direttamente giù. Bene, qua molla leggermente, ma c'è tutto così. Dell'angolo, no, molti si confondono. Ecco, dovremmo essere quasi arrivati. Va su questo, un po' no. Sì, va su un po', ma non tanta roba. Guarda che bel panorama che c'è qua. Vedi? Quello dovrebbe essere il Col Pedrois e noi dovremmo salire su per di là. Ecco, siamo quasi arrivati. La strada così. Lassù. Bel posto questo. Solo che poi il sentiero più avanti si restringe e si perdono un po' i segnavia. Dopo questi spariscono e sopra là ci sono dei ruderi di antiche casere. Siamo intorno ai 900. Figariol cosa? Il Figariol è una vecchia casera dei ruderi con anche una sorgente, se non sbaglio, che è più o meno a quell'altezza là. Ecco, vedi che comincia a restringersi qua. Ne abbiamo ancora un po', circa 200 metri. Occhio scivolare, perché è in contropendenza. Là. Qua abbiamo il Col della Gallina e poi il Torione. Il castello di Polcenino. E là c'è il sentiero che porta alla Busa Bernard. Là il castello e là il Parco San Floriano. Adesso noi ci infiliamo dentro il canalone, lo risaliamo e poi dobbiamo scavalcare quella zona là. No, devo controllare il GPS perché credo che bisogna andare a destra o continuare su per il canalone, ma lì è pieno di rami, come si può dire, è una risina questa qua. Probabilmente veniva usata per trasportare il legname o le bestie. Dovremmo incontrare un altro tratto erboso, per dire il vero, poco prima dei ruderi. E qua ritorniamo dentro il canalone. Questo deve essere l'ultimo pezzo brutto, spero. Siamo alla fine. Ecco qua, sì. È qua. Ecco là. Penso che ci abitavano qua, Sempre dritto. Eccoci, quello è il Col Pedrois. Quello che hai davanti. Questo è il Col Pedrois. Quello là. L'esperto cosa dice? Boh. Non me la ricordavo così lunga. Questo è un vano. Dei cimbri probabilmente. A parte che qua i cimbri non dovrebbero essere arrivati. Aspetta! Dove vai? Questo è un gruppo di abitazione con muretti a secco. La volta ormai è crollata. Si possono vedere alcuni vani.
qui. Là c'è un altro vano, ma non mi sto a dilungare perché ci sono altre strutture più avanti. Andiamo a vederle. Fa conto che questo è nato all'interno della struttura e avrà quanti anni un albero così, che è già morto? Penso più di 50. Una cinquantina d'anni forse. Come si chiama questo? Non ha nome. Poteva essere un vano di abitazione oppure per i greggi. Queste l'altra volta non le avevo viste perché adesso siamo in inverno e non ci sono le foglie. Anche questi sono nati dentro. Però adesso devo tornare indietro perché sennò quegli altri si perdono. Ho comunque un terrazzamento anche qui. E là c'è un lago d'acqua, c'è una busa d'acqua lì. Ecco qua. Prendo la posizione. Ho ripreso il sentiero, adesso li raggiungo. Dovremmo salire di qua e poi andare dentro di là. Seguiamo sempre gli omini di pietra. Eccoli là. Allora se ne vanno in giro, beati, mi lasciano indietro. Ti piace il posto? Allora là, un'altra struttura, è qua. Aspetta, fermo, faccio una foto sugli tronchi moschiati. Fermo, guarda. Bella questa. Ecco qua c'è lo stipite di una porta, però qua poi il rudere. Pensi se che ha fatto tempo a crescere quell'albero lì dentro la casa, vuol dire che queste case qua veramente. Eh sì, guarda che albero che c'è dentro la casa. Bisogna controllare il GPS. Qua ci sono altri ruderi. Mi dice che questo? Sì. Io ci verrei a abitare qua. Non vorresti abitarci tu? Sì, vorrei. Vedi?